Ancora un accoltellamento in stazione a Mestre tra nordafricani, il fatto alle 4 del mattino della giornata odierna. Ad avere la peggio un tunisino è ricoverato in condizioni gravissime all'Angelo per le profonde ferite da taglio riportate alla schiena e al volto e a una mano quasi recisa dal braccio. Tanta inaudita ferocia ancora da chiarire nelle sue dinamiche con il movente ancora sconosciuto. La violenza è scaturita dopo un acceso alterco tra l'aggressore e la sua vittima, con il primo che in compagnia di altri 5 connazionali poco prima aveva tentato di rapinare un cittadino bengalese del suo monopattino elettrico lungo il sottopasso di Vedante. L'accoltellato è riuscito a scampare a morte certa soltanto dopo aver trovato riparo presso uno degli alberghi vicini alla stazione in via Camarcello. I carabinieri hanno preso l'aggressore, ora è stato di fermo, mentre non vi è ancora alcuna traccia degli altri del branco. Il pluriaccoltellato avrebbe violato un divieto di rientro in Italia dopo essere stato in precedenza espulso.